Così non va bene. Lei non può andare avanti così. Faccia jogging, vada a nuotare, si iscriva in palestra, partecipi a un torneo. Quando che arriva l'estate sportiva si urla e viva perché iniziano tornei che come camei risplendono dentro di me. Ok, lo riconosco, la forma non è a posto e se in campo non scenderò vi aspetto al chiosco. In ogni paese, locale o baretto, la squadra di calcetto si farà. Che sia basket o volley, la tenda del trolley, 3 giorni di baldoria scritto da. C'è chi si sente un campione, chi si allena a profusione, chi si sente un vincente, chi non gliene frega niente, chi a giocare fa un po' schifo, io che faccio solo tifo, chi si sente un tipo tosto da Coppa Chiosco. Coppa Chiosco. Da Coppa Chiosco. Parcheggiatore, parcheggiatore. Quando si arriva nell'area sportiva si aguzza la pista perché la tenda si metta con vista su netta, bandiera del Friuli 3x3. Ok, lo riconosco, a caso scelto il posto, la cosa più importante è che sia vicino al chiosco. Iniziano le sfide, chi piange, chi ride, chi... Oh, hai visto quella là? Fantastica! 3 giorni di gare, 3 giorni a giocare, 3 giorni per trovare l'amore. C'è chi non ha mai giocato, chi si finge infortunato, chi conosce tanta gente, chi non si ricorda niente, c'è chi non ce la fa più, chi si affida a Gesù, chi vuol vincere a ogni costo la Coppa Chiosco. Sono quel cazzo di mamani! La Coppa Chiosco, voglio sentire tutta la curva, porca! La Coppa Chiosco. Ok, lo riconosco, non gioco ma mi imbosco, ma certamente vincerò la Coppa Chiosco. Bene, bene. Vedo che ha seguito il mio consiglio. Continui sempre così. Signor dottore, se continui così, muore.